Buonasera, ci troviamo a parlare di catastrofi naturali e del ruolo della psicologia nei contesti emergenziali. Questa componente della nostra professione si è rivelata particolarmente importante riguardo agli ultimi fatti che sono accaduti in Italia, i terremoti nello specifico, ma anche le alluvioni che ogni autunno vanno a causare danni in posti, specialmente quelli più fragili da questo punto di vista. Va anche un pensiero in questo momento alla Liguria e al Piemonte. E stiamo parlando questa sera del ruolo che oggi ha la psicologia e la professione di psicologo, ma soprattutto del ruolo che deve avere. Una cosa che mi è stata insegnata quando mi sono avvicinato per la prima volta alla tematica della psicologia dell'emergenza è la differenza per l'appunto tra emergenza e urgenza, che dal punto di vista prettamente di uso comune non sono parole utilizzate con grande differenza dalla maggior parte delle persone, anzi credo che nel vocabolario comune siano abbastanza intercambiabili. In realtà la parola urgenza rappresenta un fatto critico che deve essere affrontato con grande energia e rapidità, ma imprevedibile. Diciamo che un malore è un'urgenza. Certo, prima o poi è possibile che tutti ce l'abbiano, ma non si vive preparati per un malore, altrimenti non si vive. Un'emergenza invece è un evento critico che deve essere affrontato con energia e risolto, ma per cui ci si poteva preparare, per cui era possibile una prevedibilità. Un terremoto in zona sismica dovrebbe essere un'emergenza. Purtroppo capita spesso che, quantomeno nel nostro paese, delle emergenze vengano percepite, se non affrontate, come delle urgenze, nel senso che sembra non ci sia una pianificazione, una prevenzione. Eppure abbiamo delle eccellenze a livello mondiale che ci vengono sempre riconosciute, come per esempio la protezione civile, ma anche i vigili del fuoco, che quest'anno hanno vinto la prima edizione del premio per il sociale erogato dal CNOP, dal Consiglio nazionale, che daremo ad Assisi il 16 di dicembre. Eppure c'è qualcosa che non riesce a mettere queste eccellenze e l'eccellenza dei nostri professionisti in condizione di essere pienamente preparati e in condizioni di dare il massimo. E questo a volte può essere l'opinione pubblica, può essere forse una certa emotività che caratterizza anche quello che nel Settecento si sarebbe definito il genio della nostra nazione, forse una difficoltà a pianificare più di chi governa che di chi deve fare questo genere di lavori. Eppure con una cultura della prevenzione, una cultura della preparazione, una cultura dell'alta professionalità, non soltanto all'interno di chi già è esperto e già opera in questi campi, ma diffusa, e anche della consapevolezza che questa alta professionalità esiste e che può essere utile anche in fase preparatoria, può essere utile come consulenza tanto a chi governa quanto alla popolazione, quando ancora non si è svolta, non è caduta una catastrofe, allora forse possiamo cominciare a prepararci a trattare le catastrofi come un'emergenza in maniera più efficace, più efficiente. Il nostro Paese ha una serie di fragilità che poi non sta a me elencare, anche perché non sono un tecnico. È certo che le nostre case forse sono meno resistenti che quelle in Giappone, ma dice le nostre case sono antiche, anche quelle in Giappone ce ne sono di antiche, ma sono in legno, le nostre sono in pietra. Non sono, ripeto, né un architetto né un geologo, eviterò di approfondire questa tematica che non conosco sufficientemente bene. Il nostro paese è difficile, le catastrofi abbiamo più o meno tutto quello che si può avere. Sembrava che l'unica cosa
che lasciavamo al Nebraska fossero ritornati, invece sono arrivati anche quelli. Questa tematica, quindi, affrontarla con professionalità e con attenzione e cercare di proporsi anche come dei consulenti di chi governa, ma anche dei consulenti full time delle persone, non dedicare completamente la vita a preparare le persone alle catastrofi, ma poter essere accessibili in caso di dubbi, in caso di necessità di approfondire, diventa oggi una necessità che è visibile e sotto gli occhi di tutti. Quindi io ringrazio i relatori, i partecipanti alla tavola rotonda che hanno dato la loro disponibilità, che per noi è preziosissima, e do la parola a Giulio Mazzocco, che è il coordinatore del gruppo di lavoro di psicologia dell'emergenza dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, per dare inizio a questa tavola rotonda. Allora, innanzitutto ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, nonché il nostro Segretario Nazionale, per il cortese invito a questa tavola rotonda e a poter parlare di un tema che a me è così caro come quello della psicologia dell'emergenza. Come giustamente ricordava il Presidente, sono il coordinatore del gruppo di lavoro in psicologia dell'emergenza, nonché consigliere, divido i banchi col Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e sono anche responsabile regionale del settore psicosociale di ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Il tema della psicologia dell'emergenza è un tema che va trattato e che in questo momento sentiamo decisamente vivo per i grandi fatti che stanno falcidiando il nostro Paese, e va trattato col dovuto modo, con la dovuta cura e col dovuto tatto. Non è sempre possibile riuscire a anticipare ciò che succede, però è possibile trovare il modo per farsi trovare preparati. E quando si parla di preparazione, sostanzialmente si sta parlando di come le persone reagiscono di fronte a situazioni emergenziali, come le persone possono operare, perché siamo sempre persone, al di là che siano volontari, al di là che siano vittime, siamo sempre persone, e noi psicologi lavoriamo con le persone, sia che appunto andiamo nella direzione di chi è stato colpito, cioè dalle persone sinistrate, sia che noi andiamo a lavorare con chi poi di queste persone si fa carico o comunque lavora con loro per superare quello che è il momento difficile che stanno vivendo. E quindi la dovuta formazione che deve essere rivolta per gli operatori che in emergenza ci passano molto tempo, che emergenza, attenzione, non è che parliamo solo, che dobbiamo considerarla solo nel contesto e prettamente nel contesto unico del sisma del centro Italia, piuttosto che delle alluvioni che in questo momento stanno colpendo il Piemonte e la Liguria, ma anche nella gestione proprio reciproca delle persone, dei volontari che cooperano, che lavorano magari in un turno per poter migliorare quello che sono la reattività alla risposta, la relazione che c'è tra di loro e di conseguenza il servizio che offrono al cliente finale. E allo stesso tempo dobbiamo prestare moltissima attenzione, perché non ci possiamo assolutamente dimenticare di tutte quelle persone che invece in quel momento stanno vivendo una situazione difficile. Ed è lì che noi andiamo poi a fare una parte grossa del nostro intervento, con interventi che sono chiaramente di natura psicosociale, cioè non sono interventi di presa in carico effettiva, anche perché poi il tempo che noi passiamo nelle zone sinistrate è molto contenuto, per cui noi facciamo un'attività di sostegno, di contenimento, e permettiamo a queste persone di non sentirsi ancor più in difficoltà rispetto a quanto già si possano sentire a fronte della situazione che li ha colpiti. Quindi ci prendiamo cura di queste situazioni, di queste persone, dei nuclei familiari e di tutti coloro che in quel momento sentono la necessità, a fronte di quello che è successo, di avere un conforto, di avere una persona con cui parlare, e che non sia una persona che si è improvvisata, perché in emergenza non ci si improvvisa mai. O si sa quello che si sta facendo o è meglio lasciar stare. Certo, se uno desidera
avvicinarsi, approcciarsi a questo mondo, ci sono tutti i canali necessari e utili per poterlo fare e diventare una risorsa e non un ulteriore elemento di confusione all'interno di situazioni che la confusione è decisamente elevata, perché non ci aspettiamo improvvisamente che succeda quello che deve succedere, e quando anche ci pensiamo non pensiamo mai che capiti a casa nostra. Abbiamo sempre questa sensazione che a noi non debba toccare, o che se debba toccare a qualcun altro, e invece poi sono quei momenti nei quali, fatalità, non ci troviamo a essere così reattivi alla necessità di dover rispondere a eventi che poi hanno tutto eccetto che, possono essere tutto eccetto che portatori di felicità o di quant'altro, perché non dobbiamo mai dimenticarci che quando noi entriamo in contatto con queste persone dobbiamo anche immaginare che qualcuno magari di questo nucleo familiare non è sopravvissuto, e magari è qualcuno sul quale quella famiglia si reggeva, non necessariamente o esclusivamente da un punto di vista economico, perché noi sappiamo che ci sono persone che sono grandi aggregatori proprio per la loro umanità, per la loro capacità di stare con gli altri, il poter riuscire a riunire una famiglia che magari di per sé tende più che altro, soprattutto anche all'interno del mondo che viviamo oggi, di questo mondo liquido, a perdersi nelle relazioni, e quindi è un punto di riferimento. Dobbiamo sempre capire in quale ambiente noi poi andiamo a operare, che non è solo il contesto familiare, ma è anche proprio la regione vera e propria, il paese che è stato colpito, perché poi sappiamo molto bene che è molto diverso come si reagisce magari dal nord al sud Italia, quali sono i valori che maggiormente vengono portati avanti, quali sono i fattori protettivi, e magari sappiamo anche su che cosa una persona può fare maggiore affidamento e su che cosa no, l'unità di una famiglia, piuttosto che ad esempio le risorse, piuttosto che magari il lavoro, o magari molti altri aspetti che chiaramente per la specifica persona, per quella specifica famiglia hanno un significato. Ecco qua tocchiamo un punto importante, il significato. Che noi andiamo a vedere i mattoni di Amatrice, che noi andiamo a vedere i mattoni di Norcia, che noi andiamo a vedere i mattoni di Dolo, che noi andiamo a vedere i mattoni dell'Emilia, sono sempre mattoni, ma è il significato che ognuno ne dà a quei mattoni che cambia. È su quel significato che noi dobbiamo cercare di lavorare e di capire come aiutare le persone. Il contesto è una matrice di significati, ci dicono. Sì, assolutamente. Perché il valore che noi diamo a certe cose non è necessariamente vero che è il valore che altre persone danno a quelle cose. Anche se ci sono cose che hanno un valore universale, o almeno crediamo che sia così, ma ne siamo davvero sicuri? Possiamo garantirlo? Allora, sempre quando noi ci decliniamo all'interno di contesti emergenziali, dobbiamo sapere dove andiamo a lavorare, con chi andiamo a lavorare, che cosa è portatore di contenuti all'interno di quell'ambiente, e come noi è giusto che lo facciano anche tutti gli operatori, perché sennò si tende a dare magari per scontato delle cose che per scontato non si devono dare, e magari qualcuno si sente calpestato su quello che per lui è importante, oppure si sente poco valorizzato. Certo, in emergenza bisogna a volte essere anche crudeli nelle scelte e nelle decisioni che si operano, però mai, e ripeto mai, perdere quello che è l'importanza dell'intervento che si sta facendo e ricordare che cosa è importante per quelle persone. Da oddio a qualcuno con cui poter stare, o qualcuno a cui abbracciare in un momento nel quale devo andare a riconoscere un defunto, a chi effettivamente mi prepara un pasto caldo perché mi permette di avere un piatto a cui mangiare. Dobbiamo essere sempre molto ma molto attenti. Non sono altri settori dove magari si può essere più disponibili anche a una visione più aperta, essere magari anche farsi un po' di esperienza anche sul campo. No, si cerca sempre di arrivare con un minimo di preparazione, perché se con un minimo di preparazione non ci arrivi, non sai che cosa devi fare, e se non sai che cosa fare diventa difficile che tu lo possa fare bene. Ecco, l'emergenza è un po' questo,
L'emergenza è un po' saper riconoscere quali sono i vincoli che si hanno, qual è l'ambiente dove si è declinati, con che persone ci si rapporta e soprattutto quali competenze porto con me in quel tipo di intervento. E se non le ho o non so come usarle, si chiede a chi ha più esperienza, si chiede a chi ha fatto prima questo intervento, come lo ha fatto, perché è andato così bene e se gli può essere insegnato, perché si può insegnare questa cosa, però bisogna avere la pazienza, bisogna avere l'umiltà, bisogna avere la disponibilità a saper ascoltare, a saper capire come e soprattutto a saper riconoscere che si possono avere anche dei limiti nella formazione che. Poi è chiaro, io, come dire, arrivo dalla realtà della psicologia del lavoro, ho imparato come declinare contesti importanti, significati importanti del contesto lavorativo all'interno dell'ambiente emergenziale. Ho integrato quello che erano determinate competenze, non è che ci sono arrivato subito, però ho avuto chi mi ha aiutato nel capire come e oggi riesco a essere molto funzionale e a preparare i ragazzi che scendono giù in emergenza, gli psicologi che vengono inviati giù, mi rapporto in maniera molto serena e pulita col mio referente nazionale del settore psicosociale, mi rapporto molto bene con quello che è il mio vicepresidente e il mio presidente regionale di ANPAS, che sentirete dopo, e chiaramente in questa maniera riusciamo sempre a fare degli interventi discreti, perché l'ottimo non esiste, però saper quello che si fa è già molto. E in questo modo riusciamo anche poi, quando i ragazzi tornano su dalle esperienze, a passare del tempo con loro per tutta la parte del debriefing, nel capire e nel valutare che cosa maggiormente li ha colpiti e a stemperare quelle cose che maggiormente gli hanno fatto danno. Perché è chiaro, c'è un momento di preparazione alla discesa nel settore o nell'ambiente che ha vissuto l'emergenza e c'è poi un ritorno dalla zona dell'emergenza che con sé porta a sua volta tutta una serie di dubbi, di criticità, di incertezze che chiaramente e anche di dolore soprattutto, e anche di dolore, perché chiaramente noi poi abbiamo le famose, quando andiamo a vedere la vittimologia, abbiamo le vittime di terzo livello che sono i soccorritori, che sono coloro che a forza di stare a contatto con persone che hanno sofferto vivono quello che si chiama il trauma vicario, per cui chiaramente portano con sé altri contenuti, altre difficoltà che devono essere ben gestite per poi dare la possibilità a queste persone di ritornare sul pezzo, di ritornare sul campo. E ci sono tutta una serie di strategie che vengono utilizzate. Già quando noi andiamo a ripescare le origini della psicologia dell'emergenza ai tempi della guerra del Vietnam, ok, con tutta la parte dello stress combat, si sapeva che le persone che riuscivano a recuperare più rapidamente erano quelle che rimanevano all'interno del proprio ambiente, che rimanevano a contatto con la propria squadra, con le quali si faceva un intervento molto rapido, con le quali si poteva avere preventivamente spiegato dove si andava, cosa succedeva e soprattutto avere qualcuno con cui poi riuscire a parlare. E da lì poi sono venute molte altre cose, un po' alla volta. Certo, in questi momenti si capiva come e che cosa sarebbe stato molto utile e molto funzionale poi per noi una volta che entravamo in emergenza, perché noi in emergenza ci entriamo come psicologi non da tantissimi anni, perché prima eravamo più che altro dei volontari generici, oggi invece abbiamo decisamente un altro ruolo, fortunatamente riusciamo a entrare con quelle competenze, con quelle specificità e con quelle abilità che permettono ai volontari che ritornano di potersi, come dire, ricentrare sul loro intervento, dare un giusto significato all'attività svolta e ritornare nuovamente disponibili in un tempo ragionevolmente breve per poter operare nuovamente, perché se no noi la perdiamo la risorsa. E non possiamo permetterci di perdere risorse, non è così che si lavora. Le persone non sono oggetti che si prendono, si mollano, si buttano. Sono degli esseri umani e con questi esseri umani, a prescindere da chi, cosa e come, ci si deve sempre costantemente rapportare. E meglio io mi rapporto con queste persone, meglio so che il lavoro che loro faranno poi nel momento in cui devono stare sul pezzo sarà di qualità, sarà un lavoro utile,
sarà un lavoro centrato. Io con le nuove risorse faccio un'attività che è estremamente dura. Io prendo dal giorno in cui partono e con loro sto tutto il tempo a disposizione, H24, mi scrivono, mi chiamano, non c'è problema, giorno o notte, mi sfiniscono le nuove risorse, però è così che si fa, per dare un significato, perché poi all'interno del contesto emergenza ci sono anche i momenti di vuoto, non sembra, eppure ci sono anche quelli, e li riempi con i tuoi significati. E quali sono? Che cosa è venuto con te in emergenza? Oltre a quello che è la tua borsa, la tua divisa e quant'altro, che cosa è venuto con te? E sei sicuro di poterlo contenere o improvvisamente si presenterà? Io sono lì con loro tutto il tempo. Mi scrivono, mi raccontano cosa stanno vivendo, come lo stanno vivendo, che significato ha per loro quella cosa. E io continuamente con loro per tutta la settimana che sono fuori, H24, rispondo, ascolto, rispondo regolarmente, li incoraggio, li sostengo, li difendo e opero in questo termine perché poi se una risorsa supera bene la prima sua esperienza in emergenza, probabilmente io non ho solo recuperato una persona, ma ho anche un valido alleato che potrà aiutarmi nelle successive emergenze quando sarà il momento per poter entrare sul campo, per poter formare nuove risorse che arrivano perché sanno qual è il sistema di lavoro, su che cosa noi andiamo concretamente a lavorare, su che cosa noi ci impegniamo e come questo lavoro deve essere fatto. Non possiamo assolutamente dare per scontato o lasciare andare queste risorse da soli, perché al di là di quello che poi sono le regole che si devono rispettare in contesto emergenziale, cioè che se la persona non torna su con la sensazione di aver fatto un buon lavoro, di avere superato una situazione difficile e di avergli dato il giusto significato, questa persona poi si domanda se davvero vale la pena di continuare a farlo. Se tutto questo dolore che si porta con sé è un dolore che può sopportare, che può accettare, che gli può essere utile. E allora 9 su 10 la risorsa la perdiamo. E non è perdere una risorsa, è perdere una persona, perché come ho detto inizialmente, noi lavoriamo con le persone come psicologi, per cui bisogna sempre spendersi molto nell'adeguata formazione, nell'adeguato inserimento in contesto emergenziale, nell'adeguato tempo che si deve spendere per formare adeguatamente le persone, perché poi verremo giudicati anche noi su quello che stiamo facendo. Parliamo di protezione civile come un'eccellenza e non è casuale, è perché c'è gente che ci crede, che si impegna, che sacrifica tempo, energie, risorse, a volte anche la famiglia, anche quando magari questo costa decisamente molto, per dare un servizio che sia di qualità, per dare un servizio che sia fatto come deve essere fatto, per dare quel servizio che le persone che sono o che sono rimaste senza niente non solo ne hanno bisogno, ma forse se lo aspettano anche, perché al di là di tutto siamo sempre e solo persone. Meglio noi operiamo, meglio noi riusciamo a stare sul pezzo, meglio sarà non solo la qualità dell'intervento, ma anche la riduzione di quello che è il livello di traumatizzazione che le persone hanno. Ed è importante, perché poi abbiamo tutta la ricaduta, che chiaramente non sarà necessariamente presa in carico da noi, che siamo entrati in emergenza, ma da quei servizi territoriali che poi nei luoghi sinistrati continuano a rimanere. E che saranno a loro che noi agganciamo quelle persone in difficoltà e che poi dovranno seguirle nel tempo. Se già pensiamo oggi alla difficoltà dei servizi territoriali, proviamo a immaginarci cosa vuol dire un carico di tot altre migliaia di persone. È un pensiero che merita un attimo di riflessione, è un pensiero che deve avere il giusto spazio, perché poi chiaramente noi finiamo e torniamo a casa, ce lo dicono, bravi voi che venite qua, però poi tornate a casa vostra, dalle vostre famiglie. Io mio figlio non ce l'ho più, casa mia non c'è più. Anche saper gestire bene lo stress, saper gestire bene il livello di tolleranza alla frustrazione ti permette di funzionare bene in queste situazioni. Perché è vero, dentro di te lo sai che poi, perché è un fattore protettivo, torni a casa tua.
torni dai tuoi affetti, torni in un luogo sicuro, però loro no. Allora, io mi presento, sono Francesco Antonini del Gazzettino, sono stato chiamato a moderare questo incontro e volevo fare alcune domande a Giulio Mazzocco, però magari le faccio dopo, forse è meglio che facciamo parlare anche qualche altro relatore, anche perché temo che se la risposta è lunga come introduzione abbiamo già finito, scherzo. Quindi abbiamo delle persone che hanno esperienze diverse, non abbiamo solo psicologi, abbiamo Matteo Bellomo che qui a destra, che è assessore del comune di Dolo, che ha vissuto qui in Veneto un'esperienza come quella del tornado, che è stata un'emergenza e forse anche un'urgenza in un certo senso, che non ci si aspettava che potesse venire questo vento a 300 all'ora, no? E quindi volevo tanto chiedere a lui qualcosa di come ha vissuto la comunità e anche di come l'aiuto degli psicologi, in che misura c'è stato a Dolo e come avete lavorato insieme, ecco, diciamo. Buonasera, grazie a tutti, prometto che sarò breve. Noi l'8 luglio del 2015 abbiamo vissuto questa esperienza assolutamente inedita per il nostro paese, un tornado di potenza F4, paragonabile quindi a Katrina, quello che distrusse New Orleans, vi ricordate, qualche anno fa, che in Italia non è cosa prevedibile, per cui, per riprendere le parole del Presidente, forse in questo caso era realmente un'urgenza in un territorio non sismico, che al limite aveva visto qualche accenno di alluvione, noi fortunatamente no. Avere un tornado di quella potenza che ovviamente sempre verso sera, perché queste cose accadono sempre quando comincia a fare buio per rendere tutto più difficile, poi ha cominciato anche a piovere, ovviamente è stata assolutamente destabilizzante sia per noi che eravamo un'amministrazione fresca di nomina e sia molto di più ovviamente per la popolazione. Il bilancio della prima notte era di 90 edifici considerati da abbattere dai vigili del fuoco e 50 altri edifici, abitazioni, che avevano bisogno di interventi importanti per essere riconsiderate agibili, per cui ci siamo trovati in un paese di 15.000 abitanti con circa 400 persone che non sapevano dove andare a dormire ed erano le 18 e la cosa ha cominciato a dare i primi segni del problema, perché ha ragione Giulio, i mattoni sono tutti uguali, poi il significato che si dà ai mattoni è completamente diverso. Il nostro significato di piccola cittadina del profondo nord-est è un significato assolutamente importante. Molte abitazioni avevano accanto il laboratorio artigianale, la piccola azienda, quindi chi si trovava senza più la casa immediatamente realizzava di non aver più neanche il lavoro, per cui, come dire, il trauma se possibile era addirittura doppio. E noi a questo trauma abbiamo cercato di far fronte inventandoci una cosa nella notte che non sapevamo di poter mantenere, lo dico con grande onestà, l'abbiamo un po' azzardata. Abbiamo chiesto a tutti i cittadini che in quel momento, fortunatamente non c'è stato solo una persona che purtroppo è deceduta e qualche ferito, però di lieve entità, anche questo insomma del miracoloso, perché chi ha visto le immagini o chi è passato da quelle parti in quei giorni ricorda bene case tagliate completamente a metà, il fatto che non ci siano stati danni così rilevanti alle persone anche per noi e anche a distanza di un anno e mezzo insomma è abbastanza inspiegabile, fortunatamente inspiegabile devo dire. Abbiamo detto a tutti di notte, mentre continuavamo a girare, insomma le strade erano interrotte, non si riusciva a passare, non c'era più ovviamente l'illuminazione pubblica, per dare, come dire, un orizzonte a tutte queste persone. La cosa che abbiamo detto è stata: domani mattina appena fa chiaro, assunto che nessuno voleva abbandonare casa propria, neanche se era diroccata, dormivano in macchina, dormivano in giardino,
abbiamo detto a tutti: domani mattina, appena sarà un po' chiaro e sarà possibile, fotografate casa vostra e portateci in comune tutto il materiale fotografico. Ci è venuta così alle 3 di mattina, voglio dire, non sapevamo bene cosa ce ne saremmo potuti fare di quel materiale fotografico, però per riallacciarmi anche ai ragionamenti che faceva Giulio, ci è venuto in mente, sia per darci coraggio noi che dovevamo affrontare la cosa, sia per dare un orizzonte alle persone, appunto di creare un appiglio. Dopodiché ci siamo resi conto che non saremmo stati in grado di reggerlo quell'appiglio, e da lì alle prime ore del mattino, insomma, appena l'orario si era fatto decente per una telefonata, abbiamo contattato l'ordine, che nel giro di pochissimo si è presentato in forze, tra l'altro con un appello ai professionisti che ovviamente noi continuiamo a ringraziare, del territorio e non solo del territorio, che hanno risposto in maniera assolutamente significativa. Credo che fossero più di 20, 40, sì, una cinquantina su vari scaglioni di professionisti che si sono resi immediatamente disponibili. E lì la situazione era da gestire sotto vari punti di vista. Ovviamente c'era il trauma per quanto si era perso, ma c'era un altro effetto che noi non avevamo considerato di primo acchito, ed era la pressione mediatica e la curiosità della gente. Noi abbiamo dovuto fare appelli alle televisioni nazionali perché era piena estate, la gente la domenica, invece di andare al mare, decideva di fare il giro per la riviera del Brenta per vedere le case diroccate, per vedere le immagini del dolore. E abbiamo chiesto la collaborazione dei media nazionali per fare degli appelli perché si interrompesse questa cosa, ed è stato un altro dei filoni molto importanti che i professionisti dell'ordine hanno dovuto affrontare. Hai qualche ricordo particolare, qualche storia di persone che sono state aiutate in modo particolare anche appunto con questo sostegno psicologico e che quindi hanno potuto vivere in maniera diversa questo evento? Le storie sono ovviamente molte, sono le più diverse. C'è, ripeto, chi era incredulo di essere vivo. Abbiamo storie che raccontate a distanza di tempo possono aprire fantascienza. La signora che si stava facendo il bagno era nella vasca e il tornado ha spazzato via metà di un piano all'altezza esatta della vasca, quindi lei, sdraiandosi sulla vasca, ne è uscita illesa. Un'altra persona che è andata a recuperare il cagnolino che ha avvertito l'arrivo del tornado sotto un vecchio tavolo di legno, e mettendosi sotto il tavolo di legno, pur crollando il solaio della sua abitazione, si è salvata. Per cui avevamo un pezzo era questo, probabilmente un pezzo di intervento era questo, l'incredulità di essere vivi. L'altro pezzo ovviamente era la disperazione di aver perso tutto, ripeto, 90 abitazioni da radere al suolo e 50 considerate gravemente danneggiate. In un paese di 15.000 abitanti vuol dire un coinvolgimento di 400 persone, e accanto appunto come dicevo prima, accanto alle abitazioni c'erano anche in alcuni casi laboratori artigianali, aziende, e anche questo creava una disperazione sulla disperazione. E come accennavo poc'anzi, questa pressione mediatica è diventata insostenibile a un certo punto, per cui gli psicologi hanno dovuto lavorare molto su questo, perché da una parte la cittadinanza chiedeva attenzione, era quasi inizialmente infastidita del fatto che l'attenzione che accadeva per i terremoti o per altre situazioni non fosse prestata anche al tornado. E dall'altra parte però la coda di telecamere, di giornalisti, di curiosi, soprattutto di curiosi, è stata assolutamente un peso. E un terzo filone sono stati i volontari. Noi abbiamo avuto, come spiegava bene prima Giulio, c'è un volontariato organizzato e magari ce ne fosse anche di più, però noi abbiamo avuto l'invasione dei volontari della domenica, che con tutta la buona volontà, tutto il rispetto e il grande affetto che proviamo nei loro confronti perché si sono resi utili, però spesso erano un intralcio, spesso erano un pericolo.
C'era gente, ripeto, che invece andare al mare arrivava in boxer e in infradito e saliva sui tetti delle case, mettendo a rischio la propria incolumità, ma anche la condizione del danneggiato, perché poi noi cercavamo di spiegare a tutti, però parliamo di migliaia di persone che sono riversate, però il volontario improvvisato, quindi non appartenente a un'associazione, a una struttura, non preparato, non con le adeguate misure di sicurezza, che fosse disgraziatamente scivolato dal tetto di una casa colpita dal tornado, avrebbe messo nei guai il proprietario della casa colpita dal tornado, che già di guai ne aveva a sufficienza, e quindi c'è stato anche questo da gestire. Noi a un certo punto hanno dovuto gestire anche noi gli psicologi, perché noi dovevamo fare la parte dei cattivi che mandavano via queste persone che poi i giornali hanno raccontato giustamente, spesso, a tratti un po' meno, mi permetto, facevo parte della categoria di fare un appunto, come gli angeli del tornado, no? Con quella retorica che spesso si usa, anche la politica li ha raccontati spesso così, per cui erano assolutamente legittimati ad esserci, e però hanno costituito spesso una risorsa in larga parte, ma anche una preoccupazione aggiuntiva. L'altro elemento di intervento sicuramente è stato il post-tornado. Nei giorni successivi al primo tuono, chi era stato coinvolto dal tornado ormai non si impressionava più di un tuono. Aveva anche poco da salvare in molti casi. Ma chi non era stato coinvolto, le altre zone del paese che non erano state coinvolte dal tornado, al primo tuono erano in panico. Noi continuavamo a ricevere telefonate su telefonate in municipio, ripeto, è un paese di 15.000 abitanti, abbiamo 50 impiegati comunali, stradini compresi e vigili compresi, e non abbiamo una macchina organizzativa in grado neanche di far fronte a un centralino di telefonate. L'ennesimo, ma questo magari merita una riflessione a parte, che sarebbe molto interessante che le istituzioni tutte condividessero, l'ennesimo filone di intervento è quello sulla macchina. I nostri dipendenti sono in condizioni, a distanza di un anno e mezzo, in condizioni di vuoto assoluto, sono completamente sfibrati, non riescono più a mantenere un ritmo di lavoro normale, perché hanno assunto un ritmo di lavoro che era assolutamente eccezionale, del quale si sentivano responsabili, e questa è stata una cosa molto, molto positiva. Però oggi sono, in molti casi, soprattutto quelli legati al sociale, che sono quelli dove si è toccato più con mano alcune situazioni di disperazione, e sono completamente svuotati, per cui il ragionamento di debriefing che faceva Giulio prima e di preparazione anche a queste situazioni è un ragionamento che forse le istituzioni dovrebbero cominciare a rendere strutturale nelle proprie organizzazioni. Perfetto, grazie. Adesso parlavamo appunto dei volontari e anche dei professionisti o delle persone comunque che hanno competenze specifiche che vanno a intervenire in situazioni di emergenza. Vorrei a questo proposito dare la parola a Samuele Pezzuolo, coordinatore regionale della protezione civile ANPAS, perché ci raccontasse un po' dal punto di vista non degli psicologi ma degli operatori di protezione civile, che sono chiaramente, consideriamo un po' ormai degli eroi in Italia, no? Visto le tante situazioni in cui vanno appunto a dare una mano. Ci raccontasse un po' come si vive, come si organizza la protezione civile, con problematiche credo anche in parte simili di formazione, no? In parte simili a quella che diceva Giulio all'inizio. Ci spiegasse un po' questo mondo, magari con una piccola esperienza personale, visto che so che ha partecipato e aiutato in tante zone d'Italia, anche recentemente colpite da catastrofi. Sì, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, l'opportunità soprattutto di illustrare quello che è il volontariato attivo, organizzato e strutturato nel nostro paese. Mi presento velocemente: Samuele Pezzuolo, sono un volontario, dirigente in questo caso di ANPAS, del comitato regionale ANPAS Veneto, dove ricopro il ruolo di vicepresidente. Allo stesso tempo coordino il gruppo Veneto di protezione civile, e per ANPAS Nazionale, che è la nostra bandiera, l'associazione nazionale che riunisce oltre 100.000 volontari in tutta Italia
con 900 associazioni presenti in maniera capillare su tutto il territorio, ricopro un ruolo che è molto importante, assegnatomi dalla Commissione Nazionale di Protezione Civile, che è quello di assessment, ovvero di nuclei di valutazione di intervento nella fase iniziale dell'emergenza. ANPAS cosa fa? ANPAS si inserisce in un contesto di emergenza-urgenza, perché se vogliamo richiamare le parole iniziali del Presidente, dove noi nella normalità operiamo principalmente in due settori, che sono quello sanitario e quello della protezione civile. Questi due filoni ci danno comunque molto filo da torcere, perché comunque soprattutto la protezione civile negli ultimi anni ci ha messo a dura prova. I nostri volontari seguono percorsi formativi diversi a seconda delle regioni per quanto riguarda il sanitario. Per quanto riguarda la protezione civile invece ci sono delle linee guida ben definite che sono stabilite dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. In questo senso il Dipartimento Nazionale si affida sul territorio nazionale a una serie di strutture che sono le colonne mobili. Per colonne mobili nazionali si intende tutto quell'insieme di attrezzature personali e mezzi che sono a disposizione del sistema per creare delle aree di accoglienza per intervenire in caso di emergenze e quindi catastrofi naturali. Inoltre ci sono le colonne mobili regionali che hanno la stessa funzione ma sono strutturate e create da ogni regione e vengono messe a disposizione anch'esse per il Sistema Nazionale di Protezione Civile, di cui vorrei ricordare che il volontariato è una parte. Citiamo poi il Corpo dei Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, i sistemi sanitari locali che si attivano in primis sul territorio, soccorso alpino e quant'altro. Quindi è una macchina molto complicata, molto strutturata, che comunque in Italia possiamo vantarci di essere un'eccellenza. Quindi in questo contesto il nostro sistema nazionale, o meglio ANPAS, sostanzialmente, e lo possiamo citare da questi due eventi che hanno colpito recentemente, che sono il terremoto che ha avuto luogo ad Amatrice e il secondo sisma del 30 di ottobre che ha colpito la zona di Norcia, dove noi siamo stati interessati su attivazione del Dipartimento Nazionale per creare, in questo caso ad Amatrice, un'area di accoglienza, contesto in cui la psicologia poi si inserisce ad hoc, perché comunque c'è una presenza di persone che hanno subito, in questo caso, l'evento, volontari che si trovano ad operare in una zona, in un contesto emergenziale piuttosto particolare. Mentre dopo il secondo sisma c'è stata una gestione diversa. La gestione diversa è stata quella di sostanzialmente creare delle aree gestite in maniera autonoma dai comuni, delle aree di ammassamento, quindi presso palazzetti, strutture che comunque agibili e avevano la possibilità di ospitare gli sfollati per i motivi che sapete, legati alle temperature, legati al clima e tutto quanto, quindi non creare le tendopoli. Questo però non è che ci abbia facilitato il lavoro, in quanto si sono creati una serie di svariati centri disposti in maniera capillare su comuni, piccole aree, dove noi operiamo anche con squadre a tutt'oggi, a circa un mese dal secondo sisma, dove abbiamo ancora squadre in supporto che danno una mano nei piccoli comuni, nelle frazioni che si trovano in difficoltà. Come parlava l'assessore, un piccolo paese che si trova ad affrontare una catastrofe di una certa entità con i propri dipendenti o altro, è chiaro che c'è un aumento esponenziale del lavoro che a volte è veramente critico, è difficile da gestire. Ecco quindi che il supporto psicologico è importante. Io lo definirei, noi dall'Aquila si è iniziato in Italia a parlare molto dell'importanza del supporto psicologico, della psicologia d'emergenza, e come movimento noi l'abbiamo inquadrato inizialmente più sul personale volontario. Questo non per dire che che ci teniamo per noi le risorse, ma perché se all'interno di una gestione creiamo già delle difficoltà
di mantenimento dello status in quel momento dell'area di accoglienza, iniziamo a catena, a cascata, a creare una serie di disfunzioni, di disattenzioni anche degli ospiti in quel momento, che creano delle grossissime difficoltà. Vi faccio un esempio. La cucina, all'interno di un'area di accoglienza la cucina è il punto nevralgico. Se la cucina funziona bene, quindi il servizio mensa funziona bene, sembrerà strano, ma per l'80% i problemi li abbiamo risolti all'interno dell'area di accoglienza, perché sì, è vero, il posto letto, la propria tenda, i problemi legati, parliamo dell'emergenza che c'è stata in Emilia Romagna, alla multietnicità che avevamo di personale all'interno, di ospiti all'interno delle aree di accoglienza, che comunque anche questo, per un discorso, un fattore culturale, per un fattore di usi e tradizioni diverse, crea molti contesti particolari, molte situazioni che vanno gestite ad hoc. Quindi la cucina, per esempio, nel momento in cui abbiamo una cucina funzionale, siamo sicuri che già per l'80% le persone, possiamo dire, sono tranquille. Perché? Perché in quel momento, quello che vi posso riportare io come tecnico e come mia esperienza vissuta, chi si approccia, si avvicina a un'area di accoglienza, che si presenta quella mattina, quella notte nell'area di ammassamento, che poi la prima cosa che gli viene data chiaramente cos'è? Un letto, una tenda, un pasto caldo, un bagno chimico, che sono le cose che poi per quella persona in quel momento diventano le tue cose, le prime cose che io ho ricevuto in aiuto dopo che ho perso la casa, ho perso purtroppo un familiare, un amico, un parente o altro. È un evento che all'Aquila mi ha lasciato molto, molto perplesso. Noi all'interno delle aree di accoglienza chiaramente forniamo il servizio mensa, il posto letto, quindi la tenda e tutto quanto riguarda la parte di ospitalità, e chiaramente ci sono anche i bagni. All'inizio vengono portati i bagni chimici, li conoscete tutti, no? Il bagno chimico di plastica, insomma, quello è ed è la soluzione migliore nell'immediato. Chiaramente entro 3-4 giorni allacciamo dei bagni, dei container, dei moduli, quindi con l'acqua calda, le docce, i WC normali come li avete a casa. All'Aquila è successo che comunque la parte dei bagni chimici sono rimasti per mesi, nonostante ci fossero questi servizi molto più, diciamo, comodi, confortevoli. A distanza di 2 mesi chiaramente il Dipartimento decide di prelevare e togliere dalle aree questi bagni chimici. All'interno dell'area dove ci trovavamo noi c'è stata una rivolta popolare, perché nonostante avessero dei servizi molto più fruibili, comodi o altro, quel bagno chimico nella mentalità, nel modo di essere, era la prima cosa che loro avevano visto, che avevano ricevuto, oltre alla tenda, oltre al pasto caldo. E quindi l'idea qual era? Ci state cacciando, state smontando il campo, l'area di accoglienza, ci mandate via e ci cacciate. Quindi capite quanto importante è un lavoro che viene fatto, che possa essere fatto da personale specializzato, che sa comunque gestire queste situazioni, che sa gestire gli stessi operatori, e mi metto io in prima persona, che si trovano in queste situazioni dove normalmente uno pensa: che te frega di sto bagno chimico che è puzzolente, brutto e sporco e tutto quanto. Cioè noi ragioniamo così, perché giustamente, come diceva Giulio, rimaniamo una settimana, poi ce ne andiamo a casa, ok, poi ce ne ritorniamo dopo 15 giorni, però noi ci decomprimiamo, ritorniamo nel nostro habitat, nel nostro ambiente. Per queste persone il loro ambiente, la loro casa diventa l'area di accoglienza, diventa il campo. Quella è la struttura che in quel momento loro hanno a disposizione. Grazie della testimonianza, anche interessante, perché dà anche un senso a quello che diceva Giulio a proposito del significato che si danno alle cose in contesti così. E per tornare sull'aspetto dei psicologi, che abbiamo capito servono quindi non solo per le persone che hanno subito il danno, ma anche per chi lavora poi, no, in questi contesti, che quindi chiaramente vive delle situazioni difficili. Darei la parola all'ultimo redattore, Stefano Pattaro, giusto? Psicologo, psicoterapeuta, magari ci spiega lui quello che sta facendo e qualche sua esperienza sul campo, ecco, di come ha lavorato lui con le persone che hanno appunto subito questi disastri naturali, e se può raccontare anche qualche storia.
Sì, buonasera, io sono il dottor Stefano Patro, sono psicologo psicoterapeuta e ho iniziato a lavorare nell'emergenza, a formarmi per l'emergenza ancora circa 13 anni fa, il primo corso di perfezionamento che è stato fatto in Italia. E poi ho partecipato a diverse emergenze come l'Abruzzo, l'Emilia Romagna e anche l'emergenza migranti di Lampedusa, all'interno dell'ordine di soccorso dell'ordine di Malta. Sì, dal punto di vista psicologico, quindi più tecnico, abbiamo visto negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto che innanzitutto quando si parla di intervento psicologico si parla di un intervento a 360 gradi, non solo rispetto a un target, ma rispetto a tutta la macchina dell'emergenza o delle emergenze più che altro, perché abbiamo già visto e sentito dalle parole che ogni situazione è una situazione particolare, ma perché è fatta di persone, è fatta di comunità, è fatta di luoghi, di usanze e di relazioni diverse, e questi sono gli elementi da cui partire. La macchina dei soccorsi deve tenere in considerazione che dal primo intervento che viene fatto, e quindi quello, come dire, in cui si va a vedere effettivamente che cosa è successo, all'ultimo intervento di smantellamento dei bagni chimici, bisogna creare un percorso evolutivo delle persone. Cioè nel momento in cui le persone subiscono un trauma, perché questo è un vero e proprio trauma dal punto di vista psicologico, devono essere sostenuti, stabilizzati nei loro bisogni. Il discorso dei bagni chimici sono i bisogni primari, cioè di che cosa ho bisogno subito, e poi ho bisogno della sicurezza. L'aspetto della sicurezza è un aspetto ricorrente in emergenze come quelle tristemente, come dire, note per i terremoti. L'aspetto della sicurezza viene richiamato ogni volta che trema il tavolo, ogni volta che trema la sedia. Abbiamo avuto la notizia già di stasera dell'ultima scossa, come dire, forte nei territori colpiti, e io mi immagino la popolazione di quei territori ogni volta che sente quella scossa. E quindi l'intervento psicologico chiaramente deve essere volto a ristabilire un minimo di equilibrio, ed è un intervento che è un intervento continuativo, perché come potete immaginare io vengo sottoposto a un trauma, ma questo trauma non finisce, perché ogni volta che c'è la scossa, ogni volta che vedo la mia casa distrutta, ogni volta che parlo con un'altra persona, che era il mio vicino di casa, che era il mio panettiere, che era il mio sindaco, mi ritraumatizzo. Quindi l'importanza sicuramente dell'intervento psicologico a 360 gradi e la strutturazione già nell'organizzazione precedente, quindi non trattarla appunto come un'urgenza, ma a diversi piani, a diversi livelli, pensare che le prime cose da fare sono una pianificazione che veda portare in prima linea gli psicologi nell'organizzazione, ma dall'altra parte questo funzionalmente per riportare la comunità a riprendersi dal trauma, perché molto spesso, e i giornali, purtroppo i media aiutano anche quest'idea degli angeli salvatori che arrivano con la bacchetta magica, sistemano tutto, se ne vanno e tutti sono felici. Ecco, non funziona assolutamente così. Se alla comunità viene data la benzina per ripartire, la comunità riparte. Se viene solo fatta funzionare la macchina in maniera non autonoma, la comunità non riparte, e questo è un aspetto che nel volontariato, protezione civile e altre associazioni di cui io ho fatto parte, molto spesso nei volontari comuni non c'è molto questa mentalità, perché io arrivo lì, cerco di spendermi, e ho visto persone che si sono spesi fino, come dire, a non aver più fiato. Mi spendo al 100%, non, di più non posso dare, però mi sostituisco alle persone, e questo non va bene, perché le persone che sono terremotate, sono persone in difficoltà, hanno ancora
oltre alla loro dignità, chiaramente, hanno anche ancora le loro risorse, e queste risorse sono le stesse risorse che gli servono per venire fuori dal trauma. Quindi in sostanza non bisogna fare le cose al posto, ma aiutare le persone a fare loro stesse, insomma, quello che possono per ricostruire. Questa sarebbe la benzina, diciamo. Sì, quello che in psicologia viene definito empowerment, cioè il potenziamento delle risorse, e questo si fa in maniera anche molto più semplice di quello che si pensa. Prima si parlava della zona ristoro, cucina, la mensa, insomma, chiamiamola come vogliamo, e la partecipazione della popolazione alla vita del campo è la chiave fondamentale. Non tutte le organizzazioni permettono questo per un discorso inizialmente assicurativo, eccetera, eccetera, ma si è visto che successivamente, come dire, alle prime difficoltà e anche le prime esperienze, insomma, dall'Aquila, questo tipo di intervento in cui le persone venivano chiamate a mobilitarsi per alla fine rispondere ai propri bisogni, quello che facevano quotidianamente ogni giorno prima della catastrofe. Questo aiuta dal punto di vista psicologico a riprendersi un ruolo. Fondamentale anche, e qui come dire è un intervento organizzativo, ma gli psicologi sono chiaramente chiamati a tenere in considerazione la possibilità di ricreare quelle reti che funzionavano precedentemente. Dolo, io ho partecipato e ho visto come hanno lavorato, come ha lavorato l'amministratore del Dolo, e gli faccio i complimenti perché, come dire, sono stati veramente molto bravi e molto competenti, anche se, come dire, si sono poi costruite le competenze lungo il percorso, forza ahimè, insomma, come dire, della situazione. Però veramente le persone hanno bisogno di rivedere quei ruoli, di rivedere quelle persone che erano i cardini della comunità precedentemente, e queste persone sono utili, fondamentali perché la comunità riparta. Anche se come dire, i mattoni vanno giù, anche se le case vanno giù, dal punto di vista psicologico le persone possono ricreare una comunità, e questa gli serve per poter ripartire. È un aspetto fondamentale, e penso che la funzione psicologica su questo si possa spendere veramente. Grazie. Volevo fare qualche domanda a Giulio Mazzocco sul discorso del gruppo di lavoro di psicologia dell'emergenza, no? Di cui lui è responsabile. Cioè, quando nasce, vorrei chiederti, quando nasce questo gruppo e da cosa, se c'è stato anche un evento, qualcosa che ha sollecitato, in qualche modo aiutato la nascita di questo gruppo, oppure se era un progetto partito, diciamo, a tavolino o appunto legato anche a qualche avvenimento, quanti sono i professionisti che operano all'interno del gruppo, e anche avrei la curiosità di capire, quando andate nelle zone appunto dove succedono i disastri, quanto tempo vi fermate, perché tu dicevi, prima parlavi anche, dicevi che dopo uno rientra a casa ovviamente, però quanto tempo e come funziona anche operativamente? Wow, quante domande. Allora, partiamo da questa base. Il gruppo di lavoro di psicologia dell'emergenza dell'ordine è una cosa che, come dire, era già cominciata anni addietro, e che io ho ritenuto valido, proprio per il tipo di attività che svolgo, di portare avanti e di continuare a investire in questo. E normalmente il gruppo di lavoro, io ho con me una decina, massimo 12 professionisti, che normalmente io presento come ordine la disponibilità ad avere un gruppo di lavoro in psicologia dell'emergenza. I professionisti interessati mandano il loro curriculum, la loro candidatura, e si cerca di mantenere nella scelta una certa diversità, ok? Quindi non persone che sono tutte dello stesso gruppo, ma persone che arrivano da associazioni differenti, proprio perché comunque è un gruppo che si occupa di psicologia dell'emergenza, ma che esula da quello che è concretamente il lavoro specifico in emergenza di quel gruppo, nel senso che poi ogni singolo professionista che fa parte di questo gruppo di lavoro rientra nelle sue associazioni, la sua associazione fa il lavoro in base a quello che gli viene detto dall'associazione. Però all'interno del gruppo si portano quelle competenze, quella diversità, quella professionalità
che permette nello specifico di incrementare il livello di buone prassi che possono essere utili per chi poi nel tempo vuole lavorare nel contesto emergenziale. E quindi, come dire, il mio gruppo ha una durata annuale, dopodiché viene rinnovato normalmente come gruppo di lavoro, cambiano i professionisti di anno in anno perché chiaramente siamo un ordine, io rappresento un ordine professionale e non un'associazione, di conseguenza non posso mantenere stabili gli stessi tipi di professionisti, quindi giro anche per dare possibilità a tutti quanti di portare contenuti perché ognuno è portatore di informazioni che possono essere utili e interessanti. Nella fattispecie si è verificato proprio con l'anno scorso, con l'evento del tornado di Dolo, che il gruppo di lavoro è stato chiamato fisicamente sul campo e di conseguenza si è operato, si è visto in base alle competenze che avevano le persone che facevano parte di questo gruppo, si è visto con chi operare a un livello di centralino come punto d'ascolto o come sportello d'ascolto, chi invece per maggiori competenze che si erano viste sul curriculum che aveva inviato, poter fare anche interventi di altro tipo. Cioè ad esempio quando è stato il momento che è stata fatta l'ingiunzione di notifica di inagibilità, si sono scelte quelle persone che avevano maggiori competenze proprio da profilo di curriculum per affiancare i messi comunali piuttosto che l'agente di polizia locale e via dicendo, per poter andare a far presente che quel posto non era più agibile, sì, perché purtroppo avevamo anche persone che magari la casa era su 2 piani, gli erano spariti completamente i solai, diceva sì, però io posso vivere al piano terra. No, ahimè purtroppo no. Per cui c'è anche questo tipo di reazione che di conseguenza deve essere gestita, perché come diceva appunto anche prima Samuele Pezzuolo, il mio vicepresidente regionale, cioè le persone fanno difficoltà poi concretamente a lasciare casa, a lasciare ciò che per loro ha un significato, ciò su cui tanto hanno investito, ciò su cui tanto hanno creduto, come poi abbiamo l'effetto esattamente contrario quando poi siamo in presenza di un codice bianco che ci viene dato dai vigili del fuoco, ha la difficoltà a rientrare all'interno delle abitazioni, proprio perché hanno preso molta paura, sono molto spaventati per quello che è successo e di conseguenza poi il rientro all'interno di quello che è un ambiente che ritenevano e credevano sicuro e che invece non si è dimostrato essere così, genera poi paura. Per cui c'è anche poi una seconda parte molto importante legata a questo tipo di situazione. Quindi il gruppo di lavoro sostanzialmente opera per un tempo di 1 anno, si rinnovano di volta in volta i professionisti e si vede di volta in volta a fine anno quali sono le buone prassi che possono essere emerse da andare a completare quello che poi sono i comportamenti e le strategie migliori che possono essere messi in pratica da ogni singolo componente del gruppo di lavoro all'interno della loro associazione di volontariato per poter svolgere quel tipo di attività in emergenza. E magari forse Stefano può dirmi qualche cosa sul discorso quanto tempo lavorare a contatto con la popolazione colpita appunto da queste emergenze, nel senso, quali sono le dinamiche di tempo e anche le modalità, ci sono anche colloqui individuali con ciascuna persona? Sì, il tempo è come dire fisiologicamente un tempo limitato, dico fisiologicamente perché il professionista, la persona comunque ha un quid di risorse, non ne ha di più, che sia il volontario, che sia lo psicologo, che sia il medico, l'infermiere, eccetera, eccetera, comunque deve essere tenuto in considerazione questo, perché superato quel quid non è più una risorsa ma diventa un ostacolo in realtà all'intervento in emergenza. Gli interventi che vengono fatti dagli psicologi in emergenza sono di svariato genere, sicuramente l'intervento con un colloquio che non è un colloquio tradizionale come un po' si vuole immaginare rispetto alla situazione, al luogo che abbiamo tutti in mente, ma in realtà è un colloquio per strada, sul campo, dove
c'è l'occasione, dove c'è la possibilità di agganciare le persone, dove si legge il bisogno anche da uno sguardo, comunque da un cenno, da un comportamento non verbale, che c'è la voglia di raccontare, c'è la voglia di aprirsi, c'è la voglia di avere a disposizione qualcuno che può reggere quello che la persona vuole dire. Questo è importante, e dopo chiaramente lo psicologo viene chiamato molto spesso, almeno nella mia esperienza, nei campi a come dire, supportare il lavoro della direzione del campo, soprattutto nel momento in cui ci sono conflitti relazionali. E i conflitti relazionali sono, ahimè, nella situazione di emergenza, che è una situazione comunque di criticità relazionale, all'ordine del giorno, e quindi si tratta chiaramente di aiutare a fare un lavoro di mediazione, sia come dire, un lavoro di mediazione tra persone della stessa cultura, ma anche di culture diverse molto spesso, e proprio per riuscire a ritrovare una serenità, una tranquillità, che è quella che serve comunque a tutte le persone all'interno del campo, per creare un ambiente, come dire, meno ostile possibile. Ecco, questi in linea di massima sono gli interventi. Di solito l'intervento comunque dura una settimana, 10 giorni, il professionista non sta di più, solo come dire, in alcuni casi eccezionali, per persone con molta esperienza, che possono magari fermarsi 15 giorni, ma soprattutto all'inizio, nel momento in cui c'è un lavoro anche di ricognizione del bisogno molto importante, e di struttura e di organizzazione del lavoro che servirà poi per chi verrà dopo. Vorrei chiedere, farei un ultimo giro, farei poi se c'è magari qualche domanda, chiedendo a ciascuno di voi un episodio, qualche cosa che vi è rimasto impresso, la cosa che più vi è rimasta impressa, anche una persona, un episodio nella vostra esperienza, diciamo, a contatto con le persone che hanno perso tutto, che comunque hanno vissuto situazioni di catastrofe naturali. Purtroppo di situazioni, nella mia esperienza ce ne sarebbero molte da raccontare, però una che mi è rimasta molto impressa, probabilmente perché è anche abbastanza fresca, quindi parliamo di Amatrice dei primi giorni. Una mattina, mentre me ne uscivo dall'area di accoglienza, mi stavo recando al COC, quindi al coordinamento del centro operativo comunale, per le solite prassi, documentario o altro. La strada è chiusa, era chiusa, l'unica strada accessibile, quindi le persone camminavano, e trovo questi 3 ragazzi seduti sull'erba per terra, che piangono, che sono lì da soli, non chiedono aiuto, non chiedono nulla, quindi mi fermo e chiedo se hanno bisogno, e il loro problema era che non trovavano, non sapevano trovare, o probabilmente non volevano trovare, per entrare nel vostro lavoro, quello che in quel momento era l'obitorio. Però erano in maniera, come dire, tranquilli, però distrutti psicologicamente nel loro essere, e nella mia domanda: avete bisogno, vi serve qualcosa? C'è stata un'apertura a fiume di questi ragazzi, di tutti e 3, che mi hanno raccontato in quel momento cosa gli era successo, la loro esperienza e tutto quanto, proprio la necessità di voler raccontare, parlare, chiedere. Chiaramente ho chiamato la collega del dottor Mazzocco, di Giulio, che in quel momento era con noi, e come sanno fare loro professionalmente, li hanno accolti, li hanno abbracciati nel loro mestiere, nella loro professione, perché uso un termine che ha usato prima Giulio, no? Abbracciare. Sembra una banalità, però in alcuni contesti, in questi frangenti che sono veramente difficili, io penso che anche un professionista come voi si trovi magari spiazzato, perché in quel momento ti trovi nel contesto emergenziale, ti trovi nella stessa, tra virgolette, loro situazione, perché ti inserisci comunque in una cosa molto molto particolare, e l'approccio iniziale penso sia molto difficile, e quindi l'abbracciare, come lo definisco io, queste persone, quindi prenderle sotto la propria ala e riuscire a
fare un dialogo con loro, a provare a tranquillizzarli, a calmarli. Ripeto, non è il mio mestiere, però vedo lavorare, e quindi a volte il lavoro dello psicologo lo vedo come un voler abbracciare queste persone inizialmente, chiaramente, per avvicinarle, e poi c'è tutto il lavoro fatto in maniera egregia che viene fatto per la vostra professionalità. E comunque, come diceva il collega prima, le fasi che io vorrei ricordare, che il sistema di protezione civile in Italia si basa a dei principi, e tra questi principi sorge la resilienza. Quindi la resilienza è la capacità di uscire, di riprendere la tua vita, di riprendere quindi il tuo contesto che era prima dell'evento calamitoso. Sì, allora di esperienze anch'io ne avrei, come dire, molte da raccontare. In realtà me ne viene in mente una, forse perché anche legata alla mia prima esperienza in emergenza, e cioè in Abruzzo, all'Aquila, in cui a Piazza d'Armi, che era il mega campo allestito, come dire, nella prima emergenza, e quindi una cosa veramente, come dire, apocalittica, almeno inizialmente. Io mi ricordo che noi psicologi, nel momento in cui, come dire, andiamo in emergenza, abbiamo tutta una serie di schede o comunque di, come dire, moduli da compilare, anche soprattutto per segnalare a colleghi che vengono poi quelle situazioni particolari, eccetera eccetera. E io mi ricordo di un signore, era un signore che aveva una settantina d'anni, che praticamente aspettava i colleghi, i nuovi colleghi, di fatto, per accompagnarli davanti al suo condominio, al suo appartamento, alla casa, ed era uno degli appartamenti vicino a Piazza d'Armi, dei caseggiati che erano praticamente crepati in orizzontale, ecco. E lui, un po' come il battesimo per lo psicologo che arrivava, portava il collega a fare 4 chiacchiere davanti alla sua casa che non c'era più. Ecco, questo mi è rimasto impresso sicuramente, perché mi ricordo ancora gli occhi di quel signore. Grazie. Passo a Giulia, se vuole raccontare esperienza personale. Beh, sì, esperienze personali tante ormai, anche se non sto, come dire, a giro da tanto tempo quanto i miei predecessori, però sì, un'esperienza, io racconterò un'esperienza di dolo nella quale improvvisamente erano i primi giorni, ero seduto all'interno dello sportello dell'ascolto che avevamo aperto, e arriva una signora, ha avuto 60 d'anni, insomma. Arriva una signora e mi dice: io devo parlare con lei. Sì, no, io devo parlare con lei. Cioè si siede immediatamente senza pensarci 2 volte, neanche il tempo di dire prego si accomodi, si siede lì, mi si piazza davanti, dico ok, mi racconti. Dice no, io ho vissuto questa esperienza e ormai non riesco più a stare tranquilla in casa, basta semplicemente che senta sbattere una porta che improvvisamente io mi agito, prendo tutto, sono pronta a scappare fuori e così io rimango lì con questa signora e facciamo una chiacchierata di circa un'ora, nella quale mi racconta tutti i minimi dettagli di come fu sorpresa dal tornado, da cosa successe, di come poi andando fuori si rese conto che la casa a fianco era stata completamente devastata e la sua molto poco in proporzione agli eventi e mi guardava e non riuscivo a dormire la notte, era una cosa. Insomma, parlammo per un'ora. Finita quest'ora la guardo, sembra essere un po' più serena, un po' più tranquilla e torna a casa. Quella sera ha fatto brutto tempo. Mi aspettavo che il giorno dopo la signora arrivasse immediatamente, già solo una porta che sbatteva in casa, una notte ha fatto brutto tempo, sbatteva una porta, cioè, ci picchia domani la signora, me la ritrovo immediatamente
allo sportello. Arrivo la mattina e invece la signora non la vedo. Oh, che strano. Vabbè, faccio verrà più tardi, penso. E così aspetto, e mentre sto aspettando vedo che si è fatta l'ora buona, mi lascio lo sportello al collega, vado a prendere un caffè e sono lì che sto prendendo il caffè, vedo la signora che sta prendendo il caffè anche lei. La signora ha fatto tutto bene, visto il brutto tempo che c'è stato ieri sera. Non ho mai dormito così bene nella mia vita. Ed è stato un momento nel quale ho sentito di aver fatto qualcosa di importante, qualcosa di utile. Cioè si era riusciti ad abbassare il livello di attivazione di questa persona e che gli aveva permesso di fare una notte di sonno nonostante fuori ci fosse stato brutto tempo, che prima appunto non riusciva ad avere questa serenità anche solo sentendo una porta in corrente d'aria, era estate perché in corrente d'aria sbattesse una porta. E sono momenti molto rari normalmente questi, perché sì, si ha sempre quando si lascia la settimana, quando si sta fuori, quel momento in cui ci si saluta con la popolazione, però non è sempre vero che si riesce ad avere poi un feedback della qualità o dell'importanza del significato che si è fatto, cioè nel senso che riusciamo a leggerlo negli occhi delle persone, il grazie che ci viene detto per quello che stiamo facendo, ma una restituzione così concreta no, non è sempre così scontato. E fu una cosa molto gratificante da un punto di vista professionale e ovviamente anche da un punto di vista umano. Storie ne abbiamo viste tante, ne abbiamo sentite tante, aveva ragione. Alla fine tu diventi un punto di riferimento per cui entri nelle vite di persone che magari prima neanche conoscevi e poi ti raccontano tutta la loro vita oltre a raccontarti quello che gli è capitato. Forse una delle scene più significative di quello che è accaduto a Dolo era una cosa con la quale non ci eravamo mai confrontati come istituzione, una famiglia di persone cinesi dove l'unica che parlava italiano era la figlia di 6 anni e doveva fare da interprete con i genitori, quindi già tutte le difficoltà che loro poi si sono trovati ad affrontare, le difficoltà dal punto di vista dell'edilizia eccetera che dovevamo affrontare noi con una bambina di 6 anni che faceva da interprete, esistono queste comunità che in realtà, come dire, dal punto di vista sociale non esistono nel paese, no? Non li abbiamo mai visti, non sapevamo neanche che stessero lì. A un certo punto avevamo anche paura che ce ne fossero di più, forse anche per pregiudizio di quanti non ne fossero usciti da quella casa, no? Per cui anche la paura che ci fosse qualcun altro dentro in una cantina lì ci lavoravano, per cui chissà cosa succedeva. E c'era come unica trait d'union questa bambina carinissima, tra l'altro anche di una serenità sconvolgente, di 6-7 anni, che faceva da interprete con i genitori. Però mi permetto di andare un attimo fuori tema. Io faccio il rappresentante delle istituzioni e quello che mi è rimasto più impresso personalmente è l'inadeguatezza del sistema di emergenza, perché la protezione civile funziona bene, gli psicologi funzionano bene, però a me, amministrazione comunale, nessuno ha dato il manuale di come affrontare questa cosa e magari per un tornado che non capita quasi mai nei nostri territori si può anche pensare che non serva, però per tornare alla premessa del Presidente, per un'alluvione, per un terremoto nelle zone sismiche, eccetera, 3-4 idee di come fare anche a noi poveri amministratori. Forse io ho chiamato l'ordine perché ho un rapporto personale e perché mi è venuto in mente in un lampo di lucidità che non mi spiego. Però faccio un esempio, noi dovevamo trovare 400 posti letto la prima no perché nessuno si voleva spostare, ma la seconda notte non esiste un numero di telefono di un'associazione, agenzie immobiliari, no, da chiamare che mi trovasse 400 posti letto, mi trovasse 100 appartamenti. Abbiamo dovuto chiamare una a una le agenzie immobiliari per cercare gli appartamenti e avevamo i soldi per pagarli gli appartamenti, non è che chiedevamo in prestito. O non esiste un'associazione albergatori così radicata che abbia un numero di emergenza al quale chiedere, e nessuno di noi, proprio per non rompere quegli equilibri sociali e di comunità,
ha preso neanche minimamente in considerazione l'idea di allestire una tendopoli per quel tipo di evento. Abbiamo aperto le palestre la prima notte con la Croce Rossa, c'è andata solo la famiglia dei cinesi, gli altri sono rimasti a dormire nel giardino di casa. Però ripeto, l'ordine dei psicologi l'ho chiamato perché li conoscevo, le case me le sono cercate una a una, gli alberghi ho chiamato uno a uno gli alberghi, non possiamo perdere questo tempo in una situazione del genere. Interessante anche questa digressione che chiama in causa, mi sembra un po' forse la prefettura a livello di ufficio del governo, oltre a altri enti che potrebbero e forse dovrebbero fare appunto di più. Mi sembra che abbiamo detto tante cose interessanti, direi se il pubblico, se qualcuno vuole fare qualche domanda o se i relatori hanno ancora qualcosa da aggiungere, naturalmente si è liberi di esprimersi. E se si risolve o che tipo di traccia può restare nel tempo, perché nel lavoro che fate voi, se capito bene, lo sportellano nell'immediato. Poi per quanto riguarda il proseguo, se create allora, la domanda è abbastanza complessa, semplicemente per il fatto che non tutte le persone hanno, come dire, una resilienza, tornando al discorso di prima, che è identica, e cioè dipende molto dalle risorse personali, psicologiche, individuali della persona. Ci sono persone che hanno subito, come dire, il trauma del terremoto, ad esempio, che mi ricordo bene, in cui la casa gli è praticamente crollata addosso e che non hanno riportato nel medio e lungo termine e neanche nel breve in realtà più di tanto un trauma vero e proprio, e persone che erano fuori casa e solo per il fatto di aver visto la strada che come gli ballava davanti agli occhi come dire, si sono traumatizzati in maniera forte. Questo perché comunque chiaramente dal punto di vista delle strutture di personalità, delle risorse delle persone siamo tutti diversi, okay? Dal punto di vista però legato, diciamo, a quello che accomuna le risposte di stress delle persone, c'è una fase acuta e anche lì comunque è soggettivo, ma viene comunque in qualche modo identificata anche nei manuali internazionali eccetera. C'è una fase acuta che dura circa 3 mesi. Okay. Successivamente dovrebbe, come dire, andare in remissione, piano piano, come dire, alcuni sintomi dovrebbero calare di intensità per poi lentamente sparire, mentre nel momento in cui questa reazione di stress si protrae oltre i 6 mesi si parla di vero e proprio disturbo post-traumatico da stress. E allora lì bisogna fare interventi di natura terapeutica, come dire, legati chiaramente alla struttura personale dell'individuo e in maniera individualizzata. Non ci sono interventi comunque che siano interventi che vanno bene per tutti, ci sono molte tecniche, nel nostro lavoro insomma abbiamo a disposizione molti strumenti, però di fatto la scansione temporale più o meno è questa. È abbastanza normale che la prima settimana, insomma il primo periodo, ci sia comunque o risvegli notturni o difficoltà ad addormentarsi o pensieri ricorrenti rispetto a quello che è accaduto o un'emotività diciamo altalenante. Ma queste reazioni, che sono reazioni primarie, dovrebbero lentamente lasciare il posto insomma, a un senso di sicurezza maggiore e a un ripristino di quel senso di sicurezza. Allora, per i bambini c'è da fare un discorso a parte, in realtà. I bambini, come dire, all'interno della situazione di emergenza sono come dire, l'elemento, uno degli elementi più delicati, perché hanno una lettura della realtà che non ha tutte le componenti che ha l'adulto. Di conseguenza, come dire, gli interventi che vengono fatti
dagli adulti e dalle persone significative dei bambini, quindi i genitori o comunque le persone che girano intorno ai bambini, che possono essere anche gli insegnanti o possono essere comunque le persone che hanno delle funzioni educative, sono fondamentali, e queste sono determinanti proprio per comunque l'elaborazione dei bambini dell'evento traumatico. Ci possono essere bambini che elaborano velocemente perché comunque la loro struttura familiare e le persone intorno a loro riescono a tirar fuori delle risorse, anche se a volte limitate all'intervento educativo col bambino, perché non è detto che tutti devono avere le stesse risorse, ma che riescono a creare degli elementi di elaborazione per il bambino, e quindi il bambino possa riuscire a capire che anche se quello che è successo non viene negato, che è uno degli aspetti fondamentali, e che è una cosa grave, e che è grave anche per i suoi genitori e per le persone che stanno intorno a lui, comunque questo non va a minare il senso di sicurezza, non va a minare quel significato di stabilità relazionale che comunque lui trova all'interno della rete significativa dei suoi rapporti, quindi dei suoi genitori, e anche l'aspetto importante, fondamentale per il bambino, che è il significato affettivo di questa stabilità. Il bambino ha bisogno della stabilità relazionale, anche se la terra trema. Se io ho i miei genitori, mia mamma e mio papà, che riconoscono che c'è una situazione straordinaria, ma questa situazione straordinaria non cambia comunque i rapporti con il bambino e l'affetto e il significato che il bambino ha all'interno del suo contesto familiare, che è l'aspetto più importante, il bambino è in grado di elaborare, a volte è in grado di elaborare anche più velocemente dei genitori. Solo due precisazioni rapide. Non è che noi operiamo necessariamente con uno sportello d'ascolto, noi normalmente veniamo declinati all'interno del contesto emergenziale, per cui con un'attivazione che può avvenire direttamente dal Dipartimento, e di conseguenza noi stiamo o all'interno dei campi o stiamo anche all'interno del centro operativo comunale COC, dove vediamo, in base a quello che ci viene detto dalla funzione 2 sanità, cosa è necessario e cosa fare. L'operazione dello sportello d'ascolto è stata un'operazione che si è verificata in via quasi esclusiva all'interno di quello che è stato l'emergenza di dolo, però concretamente noi normalmente operiamo in un altro tipo di contenitore, se vogliamo chiamarlo così, ok? Per cui questo è il primo distinguo. Certo, se poi ci chiama l'amministrazione comunale e ci dice come ordine e non come psicologi dell'emergenza, quindi affiliati a altre associazioni che rispondono al Dipartimento, ci serve che, allora in quel caso chiaro che si opera in un'altra maniera, ok? E questo è un punto. Il secondo punto, quando si parla poi concretamente del livello di traumatizzazione, tutto giusto quello che dice il dottor Pattaro, anzi niente da eccepire. C'è poi sostanzialmente un grosso problema alla fine che va a determinare in quanto tempo ed è il livello di accettazione che quell'evento ha definitivamente cambiato la mia vita, e da quel momento in poi più rapido è la capacità di accettare questa cosa, più si riesce a poter operare una riduzione degli effetti della traumatizzazione. Soltanto giusto poche cose. Se non ci sono altre domande, io direi che abbiamo detto abbastanza cose, e ringrazio tutti e buonasera.